La Regione Veneto corre ai ripari e vara nel nuovo piano sociosanitario approvato in Consiglio regionale le norme per mettere una pezza alla carenza dei medici. 4 le modalità di reclutamento previste dal piano: assunzione di medici abilitati non specializzati per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto, assunzione di medici in formazione specialistica con contratto a tempo determinato in accordo con le università, possibilità di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo anche per l'esercizio di funzioni ordinarie e la possibilità di istituire convenzioni con le università dell'Unione Europea per la formazione specialistica di medici. Soluzioni che fanno del Veneto una apripista nell'affrontare l'emergenza della mancanza di dottori, perché, ha commentato il presidente Luca Zaia, la salute dei cittadini è una priorità sulla quale non si può arretrare e le soluzioni approvate con il nuovo piano sociosanitario vanno sperimentate, ha concluso, anche a prezzo di dover avviare qualche braccio di ferro con il Ministero e le autorità contabili. Il piano prevede anche la possibilità di stipulare contratti incentivati per i medici che accettano di prestare servizi nelle aree disagiate del territorio, dalla montagna alla laguna al Polesine. Stanziate anche delle risorse aggiuntive per lo stipendio dei dipendenti della sanità. Un piano sociosanitario che non dà alcuna risposta sulla non autosufficienza, su medicine di gruppo e carenza di personale, forti perplessità sull'organizzazione ospedaliera e va rivisto il super ticket. Sono questi invece gli elementi che hanno spinto i consiglieri di minoranza del Partito Democratico a non votarlo. Non ci sono risposte alle questioni che abbiamo posto in quinta commissione. Il commento secco del consigliere Claudio Sinigaglia del PD, relatore di minoranza del piano sociosanitario 2019-2023, che è stato approvato mercoledì sera a Palazzo Ferrofini a Venezia.